Questi sono i bambini che sono nati nel nostro progetto nei nostri 15 anni. I nomi sono tanti, c'è Karim del Congo, Anita iraniana, Ella armena. Qui siamo a Chiesa Nuova, 220 abitanti e dal 2006 accogliamo famiglie. Dei rifugiati nei 15 anni circa 300, un rifugiato ogni 10 persone. I tirocini sono il nostro punto forte. Ospitando famiglie diventa indispensabile cercare il lavoro e trovare lavoro subito perché c'è una famiglia da mantenere. Dal 2006 abbiamo fatto più di 50 tirocini e più del 50% si sono trasformati in contratti di lavoro. La formula migliore per non creare paura, per non creare attrito con la popolazione sono i numeri limitati. I grossi numeri fanno paura, invece piccoli numeri in contesti anche piccoli possono sopravvivere. Giora, dall'Armenia. Io sono arrivato qua quando avevo 12 anni, sono 9 anni che vivo qua. Dopo la terza media mi sono diplomato nella scuola alberghiera come barman e cameriere e poi ho fatto anche i corsi di cucina, quindi sono anche un cuoco. Stanno montando degli armadi e dei scaffali per le famiglie nuove che hanno bisogno. Sto dando una mano. Io sono Caterina, io arrivo da Ucraina. Mia bimba, figlia, inizia la scuola, arriva con scuola bus. Mi chiamo Esther, io vengo dal Congo, Congo Kinshasa. Io abito sopra, io faccio pulire la stanza. Sono nata qua, ho sempre vissuto qua, almeno 23 anni quando mi sono sposata. Sono scesa un po' ma sono ritornata al mio paesello. Non ho mai avuto problemi, sono famiglie deliziose. Che dire, siamo tutti anziani. Vedere questi bambini che corrono avanti e indietro, che giocano nel campetto, dà vita. Che dire, io dico felicità. Qua abbiamo l'alimentare, il ristorante, il bar, l'affittacamere. Io vedo che sono persone che hanno voglia di lavorare. Quando trovi una persona che ti fa del bene in casa tua, io penso che la cosa migliore è di accettarlo. Portano dei bambini, cioè a me quello che piacerebbe è vederli fermarsi, no? Fermarsi proprio in questi paesi montani. Sono 9 anni o quasi 9 anni che sono qua. Sono iraniano. Mi hanno assunto a lavorare qua in comune. Noi stranieri, se troviamo un lavoro qua in Italia, lo troviamo tutto bene. L'importante, primo punto, è il lavoro. Se trovi il lavoro, tutto va andrà bene, tutto.